Matteo Murgia, presidente dell'associazione Don Chisciotte, parlaci della festa che state organizzando quest'anno. Allora, iniziamo con una bella battuta, il titolo della festa: Nati per essere selvaggi. Non so chi di voi si ricorda quando il comune di Cagliari si oppose alla casa dello studente nel centro cittadino di via Roma dicendo che orde di barbari studenti fuori sede sarebbero arrivati ad invadere il salotto cittadino. Bene, noi non solo siamo barbari, ma lo rivendichiamo con un sorriso tra le labbra, ovviamente. Al di là delle battute, questa è una delle feste che, diciamo così, periodicamente la nostra associazione organizza. È bene ricordare che è una festa dove l'ingresso sarà ad offerta e le bevande saranno a prezzi popolari e l'intero ricavato andrà a finanziare le attività dell'associazione, che per il prossimo futuro attualmente portiamo avanti dei corsi di italiano per dei ragazzi senegalesi che tra l'altro oggi sono qui con noi a darci una mano. Nel futuro abbiamo intenzione di investire ancora su questa tematica e forse in particolar modo sull'aiuto dei ragazzi più giovani, nel senso che tanti sono i ragazzi che frequentano le scuole dell'obbligo qui da noi in Sardegna. Molti di loro purtroppo frequentano delle classi inferiori rispetto alla loro età perché hanno delle lacune da colmare. Beh, ecco, uno dei progetti della nostra associazione per il prossimo anno scolastico, diciamo, per loro, è quello di fornirgli tutta una serie di servizi e di insegnanti di sostegno, diciamo così, un sostegno, un dopo scuola, per cercare in qualche modo di colmare le lacune che purtroppo la scuola pubblica italiana ha nei confronti di questi ragazzi. Parliamo della festa di questa sera. Chi viene, che cosa può trovare? Allora, la festa di questa sera è un mix di cose. Intanto le tradizioni, ovvero poesia campidanese con i nostri amici Scantaroisi Designia, che tra l'altro l'anno scorso hanno tenuto un corso nella nostra sede, un corso di poesia campidanese proprio. Poi ci sarà un'esibizione di un maestro di tango che abbiamo conosciuto in questo luogo, visto che lui qui al dopolavoro ferroviario tiene delle lezioni, ci ha chiesto se poteva esibirsi e noi ovviamente, come nel nostro spirito, abbiamo accolto con gioia la sua proposta, perché siamo delle persone a cui piacciono le improvvisate, piacciono le novità, piace anche conoscere persone nuove, magari capire se si può percorrere un tratto di strada comune. Perché avete scelto il dopolavoro ferroviario per organizzare questa festa? Allora, il dopolavoro ferroviario perché? Perché intanto ci siamo rivolti ad un'associazione, che è una delle associazioni più grosse della nostra città, dovete sapere che conta, mi pare, 2800 soci il dopolavoro ferroviario, e quindi avere un rapporto tra associazioni, quindi avere degli interlocutori che capiscono le esigenze di chi è venuto a chiedergli questa cortesia. Se fossimo andati da un privato ci avrebbe detto tranquillamente ok, l'affitto fa tanto, mentre col dopolavoro ferroviario ci si dà una mano a vicenda. Noi gli abbiamo detto voi ci date il posto e noi vi diamo una mano a sistemarlo e a renderlo più bello e accogliente, e questa è la filosofia, diciamo. Che messaggio volete mandare al comune di Cagliari? Un messaggio all'amministrazione di Cagliari. Oggi noi siamo un'associazione culturale che organizza, oltre che corsi, ma anche attività di spettacolo. La prima richiesta al sindaco di Cagliari è questa, di smantellare una volta per tutte queste pedane di legno da quel bene archeologico quale è l'anfiteatro romano.
magari di pensare di dotare la città di Cagliari di una struttura, ma una struttura che sia realmente pubblica, non che sia pubblica ma gestita da cocchi, come purtroppo spesso accade nelle piazze e nei luoghi comuni di Cagliari, diciamo.